Trieste Airport, la svolta. Con la fermata del primo Frecciarossa si è inaugurata una nuova fase storica per l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, che diventa, non si sa se con buona pace dei friulani, Trieste Airport. Così si chiama la fermata ferroviaria del polo intermodale, il nuovo di Zecca, e questo è il nome che apparirà nei tabelloni arrivi e partenze degli altri aeroporti. Un aeroporto che era stato ereditato con il segno meno ed in rosso, ha sottolineato la presidente uscente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, e che oggi restituiamo alla comunità, moderno, funzionale ed accogliente, con tutti i requisiti per essere uno strumento straordinario di crescita per il territorio, costruito in soli 13 mesi con obiettivi chiari, coraggio e concretezze e senza perdere tempo, perché in questa regione, ha sottolineato Serracchiani, di tempo se n'era perso fin troppo. A tal proposito Serracchiani ha sventolato copie del bollettino ufficiale della regione risalente al 9 dicembre del 1988 con il decreto a firma dell'allora presidente Adriano Biasutti, in cui si varava l'idea del polo intermodale. Una buona idea, ma soltanto le idee non bastano, poi occorre realizzarle, e in Italia, ha ricordato Serracchiani, la cosa più difficile è aprire i cantieri. Noi l'abbiamo fatto presto e bene, realizzando una struttura che va gestita da persone competenti e non dalle poltrone volute dalla politica, per non tornare indietro di anni. L'amministrazione regionale ha rimarcato la scelta di aver seguito esclusivamente i criteri della competenza e della capacità nell'individuazione delle figure apicali a capo di un'organizzazione complessa come la società di gestione dell'aeroporto. Il polo intermodale rappresenta una vera e propria svolta che consente ai viaggiatori di raggiungere lo scalo regionale via treno da Trieste, Udine e Venezia grazie a una nuova stazione collegata all'aeroporto con una passerella di 425 metri in acciaio e vetro. Sono 70 i convogli giornalieri che a pieno regime partiranno nelle due direzioni dalla stazione, che può essere raggiunta anche dai treni ad alta velocità. I viaggiatori hanno a disposizione nuove aree destinate a parcheggio con un multipiano da 500 posti e uno spazio a raso per oltre 1000 autovetture. È un aeroporto che primo in Italia, fa i primi in Italia, si adegua agli standard europei, ai grandi aeroporti europei, laddove l'interconnessione fra l'alta velocità ferroviaria e il sistema dei traffici sia su gomma, autostradali, che traffici aerei trovano un luogo, un punto di interconnessione. L'aeroporto Friuli Venezia Giulia di Trieste soddisfa queste richieste, si mette in linea con i dettami europei, credo rappresenti l'occasione per un rilancio e per un'affermazione di questa piattaforma, della piattaforma Friuli Venezia Giulia, piattaforma logistica avanzata, che quindi sviluppa in una logica di crescita dei trasporti e dei traffici, sviluppa appunto soluzioni che sono sicuramente al passo con i tempi e guardano al futuro. Il presidente della società di gestione dello scalo, Antonio Marano, ha sottolineato i tempi da metropolitana che connettono lo scalo a Trieste e a Udine, rendendo il servizio funzionale ed economicamente competitivo. Dopo il risanamento finanziario e la realizzazione delle infrastrutture, l'obiettivo sarà quello della ricerca del partner industriale, anche perché questo aeroporto oggi ha tutte le carte in regola per entrare sul mercato, conti in ordine e un'infrastruttura all'altezza dei migliori standard europei. Del nostro scalo, il nostro piano industriale ha previsto innanzitutto la ristrutturazione aziendale, quindi il risanamento dell'azienda, in secondo luogo gli investimenti in infrastrutture, di cui il polo è la parte direi conclusiva per la parte non di volo, perché quest'estate andremo a rifare anche la pista, e il terzo passaggio, quindi 40 milioni di investimenti sui 3 anni, e il terzo passaggio sarà quello dell'ingresso di un partner industriale. Oggi le compagnie aeree si aggregano e necessariamente anche gli aeroporti si debbono aggregare. Noi abbiamo posto dei paletti per quanto riguarda la gara, vorremmo entrare in un'orbita più grande, riteniamo che questo aeroporto abbia tutte le caratteristiche oggi per andare sul mercato, quindi conti in ordine e un'infrastruttura all'altezza dei migliori standard europei. E con il nuovo partner riteniamo di poter fare assolutamente quel balzo che poi tutti i nostri clienti si aspettano, quindi in termini di tratte servite e di hub collegati. Parole confermate dalla consegna del certificato da parte del direttore centrale ENAC Roberto Vergani, che attesta la piena conformità dell'aeroporto alle normative europee. Per ricordare quanto sia rilevante questa nuova struttura per lo sviluppo dei traffici, Vergani ha richiamato i dati secondo i quali 1 milione di passeggeri corrisponde alla creazione di oltre 1000 posti di lavoro e ad un indotto economico di circa 1 miliardo di euro.
Sull'utilità dell'opera si è anche soffermato Maurizio Gentile, amministratore delegato di RFI, che ha sottolineato come risultati del genere siano possibili solamente grazie a condivisione e collaborazione tra i vari soggetti pubblici e privati interessati. Carlo Nardello, Chief of Staff of Commissioners all'Italia, ha ricordato tra l'altro l'importanza degli investimenti all'Italia su Linate e lo studio di proposte concrete per migliorare i collegamenti tra Milano e il Friuli Venezia Giulia. Il sindaco di Ronchi dei Legionari, Silvio Becchiet, ha rimarcato che quest'opera, da sempre voluta dalla comunità locale, deve rappresentare più che un punto di partenza, un punto di arrivo dove i viaggiatori si fermano alla scoperta del territorio, ed è per questo che va fatto sistema sull'ospitalità, partendo proprio da un aeroporto che è decisamente baricentrico ed ora anche più accogliente ed informativo, essendoci stato un contestuale restyling anche con l'impiego di moderne tecnologie che lo rendono, rispetto al passato, una convincente ed accogliente vetrina del territorio. La validità delle scelte fatte e portate a termine dovrebbe disegnare un ottimo futuro per questo aeroporto. Tutto passa attraverso un bando europeo, vedremo chi si avvicinerà per primo, potrebbero essere anche i cinesi, perché no, già del resto sensibilizzati con il porto di Trieste, in quanto da loro riconosciuto come terminale sulla nuova via della seta.